Pennellata dopo pennellata, gli studenti delle scuole superiori di Treviso trasformano questa panchina bianca nel simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Per poi collocarla qui a Sant'Artemio, che è un luogo frequentato 365 giorni all'anno, pensiamo sia un segnale che si possa cogliere quotidianamente e che aiuti a far sì che queste violenze nei confronti delle donne non si ripetano più. Chiunque entrerà al Sant'Artemio potrà vedere la panchina affinché ciò che vuole rappresentare non resti circoscritto alla sola giornata del 25 novembre. Tocca proprio ai ragazzi, alle tante classi degli istituti della Marca presenti in provincia, farsi portavoce tra i loro coetanei dell'importanza di contrastare ogni forma di violenza e sopruso. Perché proprio noi ragazzi, perché proprio noi? Perché noi siamo il futuro, siamo quelli che porteranno avanti questa società e porteranno avanti l'Italia. Proprio per questo noi abbiamo deciso che siano i ragazzi a dipingerlo, siano i ragazzi a fare un passo avanti, a farsi sentire, a farsi ascoltare. Dal palco il ricordo commosso di Giulia Cecchettin e della violenza di cui è stata vittima. È un ragazzo che a 22 anni compie non un gesto, ha tutta un'azione prolungata nel tempo in quel modo. Deve non avere più nessuna prospettiva per poter fare una cosa del genere. Ma sono state molteplici le iniziative organizzate in occasione del 25 novembre. Anche al mercato di campagna amica di Piazza Giustiniana a Treviso, fiocchi rossi a distinguere i prodotti gentili con le agricoltrici e i produttori di Coldiretti che devolveranno l'incasso per istituire una borsa di studio in memoria di Giulia Cecchettin. Toccante poi l'installazione realizzata all'esterno e nel giardino interno della residenza Menegazzi, dove sono state collocate diverse croci bianche alle quali gli operatori hanno appeso scarpe, stivali, zoccoli rossi.